Quinta corsa del programma. Cavalli che sono già dietro l'autostart, lo schieramento Zilla Font, Comciac SM, Zar Parlante, Blackfire Horse, Bora La Torre, Dylan Chris in prima fila, Zuvetici CSM, Vasterbo Sky High, Boys Going In e Divine Matley in seconda. In chiusura Bora La Torre e Giorgio D'Alessandro sono i più attesi. Numero 5 dello schieramento, macchina che accelera con Bora La Torre che si getta di galoppo e quindi c'è lotta per il comando con Comciac SM che cerca di rientrare a Blackfire Horse che invece va subito in testa e guida dopo 150 metri di gara. Quindi l'errore della favorita che vede così compromesse tutte le proprie chance. In terza posizione Numero riesce a 6, sistemarsi Dylan Zar Chris, Parlante, la squalifica anche per squalificato. Dylan Chris. Se ne vanno i primi 400 metri di gara con al comando Blackfire Horse. PP dell'Annunziata dunque sfilato in meno di 100 metri prima della curva per superare Comciac SM, Zar Parlante in terza posizione. E vediamo se cercano di risalire i cavalli da dietro. Dopo 600 metri completati in 45, poco più. Nessuno riesce a farsi luce all'esterno per il momento. C'è tentativo di Vasterbo Sky High che si trascina Boys Going In e poi anche Bora La Torre rimessa in coda al gruppo. Intanto 59,4 per gli 800 metri iniziali, andatura quindi sostenuta da parte di Blackfire Horse che ha sempre in schiena Comciac SM, chilometro completato intorno all'1,15, 1,14,9 per l'esattezza, e ciò impedisce ai cavalli all'esterno di farsi luce quando siamo a 500 dalla conclusione con Blackfire Horse in vantaggio, Comciac in seconda posizione, poi Zar Parlante cerca di nuovo di farsi luce ora Boys Going In terza ruota andando su Vasterbo Sky High che migliora a sua volta, intanto però davanti è sempre Blackfire Horse che si trascina Comciac SM e Zar Parlante, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con Blackfire Horse che ha ancora un paio di lunghezze di margine, prova a spostare dalla sua scia Comciac SM, finale con Blackfire Horse un po' in calo, a centropista finiscono fortissimo ma tardi sia Vasterbo Sky High che Divine Matley che dovrebbero essere secondi e terzi nell'ordine, ma da rivedere per la foto. La vittoria invece la seconda in serata per VP dell'Annunziata, Blackfire Horse, presentati in condizione davvero molto tonica, in percorso di testa, non si lascia mai avvicinare, poi cala negli ultimi 100 metri e vedete come lo sostiene VP dell'Annunziata per tenere a bada tutti i tentativi di Vasterbo Sky High e di Divine Matley che finiscono al secondo e al terzo posto. Raddoppio così in serata per VP dell'Annunziata che raggiunge a 20 punti Daniele Cuglini, 5 punti invece per Enrico Bellei che sale a quota 15 e quindi è ancora tutto da giocare quando manca l'ultima corsa qui al Savio per definire il finalista di questa terza prova di Tommaso Grassi Howard Superfrustino. Tanto rivediamo Blackfire Horse, VP dell'Annunziata, per conto di Franco Baldini, che ne è anche il proprietario.